Scatman's World. Bene raga, tutti del comandone veneziano. Allora siamo qua in Giappone, a Suzuka, 17ª prova del mondiale, siamo a più 5 su Hamilton, siamo primi in classifica, incredibile, e fiore disastro puro, qualificazioni completamente errate, ho sbagliato la tempistica, è arrivata la pioggia, 21esimo in griglia proprio, male, ma in Giappone non ho mai soddisfazioni, 2 ritiri, forse un ritiro fuori dai punti se non ricordo, è prevista una giornata di sole pieno, e come potete vedere, però questa strategia qua la vedo un po' dura sinceramente, però, vabbè. Andiamo raga, ragazzi ci aspetta una rimonta veramente impossibile in una gara che non amo. Vai benissimo, prendo subito all'interno di qua quello che volevo. E sono stati la prima curva che di solito è sempre una curva assassina. Eccoci qua. Molto bene. Recuperiamo qualcosa. No, mi va il serpentone. Abbiamo un esterno. Madonna che esternazzo. Quella partenza perfetta. Non potevo partire meglio sinceramente. 15esimi, grande come dai. Non è neanche facile sorpassare. Ok, perfetto. Molto good. Devo prendere più posizioni possibili, questa è la curva difficilissima. Eccola qua. E siamo 11esimi, siamo vicini alla zona punti. E adesso inizia il difficile però, Bisogna capire anche la strategia, sarà veramente difficile ragazzi. Dai comandino, dai. Dobbiamo spingere veramente tanto, grandissimo, qua l'ho presa molto bene. E qua la chicane storica di Prost e Senna. E siamo già noni, ma no, ok, questo giro è veramente d'antologia, uno dei miei migliori giri in carriera. Primo giro a Suzuka, uno dei primi giri, uno dei migliori giri del Cuba. Non ho sbagliato nulla. Questa finale competitiva, cazzo, adesso. Hamilton chiaramente qua tornerà in testa, presumo, adesso non so dove è in classifica, però se è primo, cioè il primo posto non lo beccheremo mai. Però insomma già lottare è già un sogno, questo livello di difficoltà al terzo anno, primo in Ferrari, Invece qua si stanno rallentando tantissimo. Una cosa molto importante. Qua c'è Rosberg, purtroppo vedere che Hamilton è in testa. No, non è in testa, però è davanti chiaramente. È secondo forse. Mamma mia che... Anche il secondo giro finora Epicus, so che devo abbassare anche la miscela del carburante, però aspetto perché finché sono qua vicino aspetto. Siamo veramente partiti bene, Mamma mia che rimonta. Ormai il Kuma insomma. Eccola qua la cagata. Ha già un po' di esperienza in più, comunque c'è poco da fare, si vede, è migliorato rispetto alle prime gare. Dalla prima gara pensavo di mollare già il gioco, cazzo, mamma mia. Alonso in testa. Giro record. Kuma, non avere fretta, però ce lo superiamo. Capire come sorpassare Ricciardo, perché superarlo qua è pericolosissimo secondo me, in una curva che puoi prendere in pieno. Infatti evitiamo. Abbiamo la chicane e alla chicane arriva molto bene. Adesso c'è Vettel, c'è il Bibitarus.
C'è il Bibitarus, mamma mia, guarda che lotta, guarda che lotta! Scusate, sono ancora un po' acciaccato. Vettel ha superato alla grande tutto questo gioco, veramente. Finalmente la Codemaster ci ha creato il gioco, guarda. Non riesco a annoiarmi in nessuna gara perché ogni gara è diversa dalle altre, cioè. Uno dei migliori di Formula 1 della storia, se non il migliore. A parte i storici, PlayStation 1, insomma, Play 2, quelli là per carità. Però questo, cioè, ragazzi. Ogni gara è diversa. Vabbè, questa però l'ho pitturata, Mamma mia come sto guidando. Io come sto guidando bene. Comunque Hamilton è terzo. Inizio di gara veramente scoppiettante per Veneziano, che ha fatto una rimonta da fenomeno. Sì, lo può dire stavolta, lo possiamo dire. Attenzione, Hamilton ci prova e va fuori. Se Hamilton va fuori con Alonso, con Button, non so neanche con chi. Ciao. Lo so, però è troppo ghiotta la possibilità. Io sono un bambino ghiotto. Non deve scappare via Hamilton. Attenzione, Vettel va già ai box. Consumo. Ok ragazzi, siamo ai box per le gomme dure, siamo primi. Chiaramente si è ritirato Romain Grosjean. E adesso vediamo. La nostra strategia di stare un po' di più ha funzionato. Vabbè, ci supera qualcuno. Ok, guarda Hamilton che no, Hamilton è davanti. Ho perso la posizione su Hamilton. Ok, proviamo la stessa mescola, anche Hamilton c'ha le dure. Dopo devo cercare di fare tanti giri per rimettere le soft. Vediamo se è possibile. Strategia azzeccatissima però. Sono molto soddisfatto perché quelli davanti devono ancora entrare ai box. Molto bene Kuma, molto good. Siamo in un gran momento, comunque siamo in un gran momento di forma. Se da un punto di vista... qua è pazzo il Kuma. Qua è pazzo, ma ce la fa? Non so come. Mamma mia che sorpasso qui. Sembra il nostro momento, dobbiamo sfruttarlo finché dura. Dobbiamo sfruttare questa cosa. Dai piccolo Kuma, attenzione, mamma mia che lotte davanti. Hamilton se ne vuole andare. Hamilton sta rischiando il tutto per tutto e fa bene. Però ci sono anch'io. Chiaramente Nicolino le gomme usurate perché forse Hülkenberg non è nato ai box. Hamilton sì, ma Nicolino Hülkenberg no. Dai, siamo al 10° giro, 17 laps remaining. Questa è una delle curve preferite. Qua recuperiamo sempre tanto. È lotta vera, signori, è lotta vera. No. Mamma mia. Mamma mia che lotta, mamma che lotta. Questo è un altro sorpassi da urlo a fiori. Che sorpassi per il Kuma. Oggi veramente finora una delle migliori gare, soprattutto qua su Suzuka, che abbiamo fatto anche bene a tenermi lo sviluppo. Prossimo anno ho una macchina, non ho un missile, cazzo. Dai che almeno i 3 mondiali come Ayrton li voglio vincere, cazzo. E possiamo vincere anche di più se vogliamo, ma intanto pensiamo a questo. Che ormai ci siamo. E voglio tentare l'impresa. In questo momento Gigi è al 3° posto e noi quarti. Lo stiamo braccando Gigi. Noi bracchiamo Gigi. Vediamo quanti giri riesco a tenere se non metto le medie. Tanto teniamo le soft.
socio. Ottimo lavoro. No, certi stanno andando avanti più di 10 giri con le dure. Questo è positivo. Questo è molto positivo. Dai però, cazzo, dai. C'è un po' di fatica a tenerla in sto momento. Sto cercando di spingere al massimo per non perdere troppo da Hamilton. No, questa è una piccola sbavatura che non ci voleva. Hamilton ne ha di più comunque. Gigi ne ha di più. Vado un po' lungo, fanculo. L'importante è non perdere troppo. L'importante è non perdere troppo. Una giornata strepitosa qui a Suzuka e neanche mezza nuvola, veramente. Siamo nella parte finale della stagione, la tensione è veramente altissima, non posso permettermi ritiri, Ok. E comunque ha fatto la sosta 3-4 giri prima di me, questo è molto importante. Ok. Dai che stiamo andando bene comunque. E siamo secondi. Ragazzi, adesso devo andare ai box. Hamilton è andato ai box 4 giri fa e ha messo le dure, quindi è finito. Adesso io chiaramente metto le soft. È chiaro che perderò 15-20 secondi, poi non so se riesco in 5-6 giri con la miscela migliore, più morbida, a recuperare. Però dai, almeno terzo forse ce la posso fare. Cioè, se mi arriva la mamma mia, se mi arriva la safety car adesso, però sarebbe il The Dream, fiori. Sempre solo Grosjean ritirato. Gara per il momento molto tranquilla, quindi ci sta adesso la safety tattica. Beh, se arriva la safety posso vincere. Che la strategia mi è piaciuta sinceramente. Adesso vediamo però. Fuori da questa sosta lui mi dà come posizione quarto posto, mi dà. La proiezione è quarto, vedremo. Ok. E andiamo ai box come. Ok. Adesso Hamilton chiaramente se ne va. Dai veloci, bravissimi. Adesso arriva anche Perez. Terzo. E anche Nicolino purtroppo. Per il momento siamo quarti, ma siamo gli unici con le soft a 6 giri dalla fine. È chiaro che con la safety car diventiamo i favoriti, ma non sempre c'è la fortuna. E adesso vediamo. Abbiamo che carburante che ci rimane. Ok. E adesso dobbiamo tentare il tutto per tutto. Comunque grande gara a Suzuka, sono strasoddisfatto. Però il podio lo voglio almeno. Hamilton torna primo nel mondiale, ma ho dimostrato che ci sono in una gara non favorevole. 4 secondi da Rosberg. Bisogna vedere se ho il passo. Cazzo, ho 2 miscele migliori. Vediamo se è possibile fare la remontada e prendere il podio. Io ci provo, ragazzi. Tutti insieme, proviamoci. Spero che usurerò le gomme in maniera spaventosa. Sto rischiando il tutto per tutto, ragazzi. Posso vedere il ritiro di Hamilton, ritiro di Gigi, niente. Non c'è la fortuna del ritiro di Gigi, no? Comunque cioè, dalla penultima posizione, ragazzi, una rimonta degna del miglior Kuma. Una grande remontata.
Dai, 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 dai. Dai che forse ho guadagnato. Vediamo. Lo so, lo so. Un secondo guadagnato. Molto, molto bene. Deve soffrire sto mondiale. Se Hamilton vuole il suo quinto mondiale, perché siamo nella carriera come mondiale, ragazzi. Intanto Perez ai box, siamo terzi, quindi la lotta è con Rosberg che... Dai, 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 proviamoci ad arrivare secondi, come veramente un'iniezione di fiducia incredibile. Perez doveva andare ai box, era chiaro. Mamma come sto guidando adesso, mamma come sto guidando adesso. Spingendo come un porco in calore. 2 secondi, guadagno ancora. La differenza di mescola si vede come 2 mescole addirittura. Magari purtroppo Rosberg c'è tra i due, ma non c'è Hamilton. Sarebbe stato bello avere sia Rosberg che Hamilton a tiro così. E devo aspettare perché dopo più passa il tempo e meno le gomme hanno la prestazione super, hai capito? Sì, che cazzo ho capito, non so chi, però vabbè, se non le avevo usurate, ragazzi. Comunque più vado avanti peggio le gomme si useranno di più e quindi la differenza è sempre minore. Ecco, sono riuscito a formulare una frase di senso compiuta, meno male. Va benissimo, va benissimo. Hamilton è a 14 secondi. Hamilton ha vinto salvo problemi. Il distacco dalla vettura davanti è 2,7 secondi. Ormai la safety car non può più uscire, quindi posso superare solo Rosberg, ma sono punti importanti che possono pesare enormemente per il mondiale. Niente da fare, raga. Ultimo giro, addirittura la McLaren mi rompe i coglioni. Però non ce la faccio superare la Rosberg, anche perché insomma le gomme anche le mie sono usurate, ma ci ho provato, ragazzi. Peccato. Cioè, il secondo posto era sicuramente meglio. Terzi, purtroppo doppietta Mercedes, anche per la costruttori è un casino. La Mercedes secondo deve fare il risultato. Lo fa sempre. Devo stare anche attento, ma perché? Ma scusa, ma sei un doppiato, ma vaffanculo. Guarda che roba, so avere... Che fastidio! Impressionante, impressionante. Ah beh, si mi butta fuori, cioè, non lo so. Sì, lo so. Quasi quasi lo faccio passare, vai. Vai, vai. Non voglio rischiare. Vai, raga. Vince Gigione. Abbiamo un po' di carburante di riserva, non vai troppo lontano con la miscela 3, ma puoi permetterti di bruciarne. Di bruciarne un po' se serve. Terzo posto che mi lascia ancora moltissime speranze per il mondiale. Mi fa comunque mi dà una grinta perché è una gara sfavorevolissima. Yes! Sì, siamo sul podio. Hai fatto un gran lavoro questo weekend e hai guidato benissimo. Grazie. Prego. Buono. Ed ecco i piloti che salgono sul Hamilton, podio dopo doppietta un'ottima Mercedes. gara. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica. Ok, soste migliore. Vediamo la classifica. Meno 5 adesso di nuovo. Lotta tra Gigi veneziano e la pilota, la costruttori è finita. Raga, sotto il comandante veneziano sono molto molto soddisfatto. Ciao!